L'assessore ai lavori pubblici e alla rigenerazione urbana del comune di Agrigento, Gerlando Principato, interviene oggi su alcuni lavori. Consegniamo alla città un'opera attesa e importante, il consolidamento e la messa in sicurezza del versante retrostante i Palazzi Crea al Viale della Vittoria. È stato completato con il collaudo statico e tecnico amministrativo e regolarmente firmato. È un intervento, afferma l'assessore Principato, che restituisce sicurezza ai cittadini che vivono in prossimità del costone, ma che allo stesso tempo ha rappresentato un'occasione di rigenerazione urbana. Noi ci siamo limitati a mettere in sicurezza un'area fragile, abbiamo scelto di migliorarla, di renderla più vivibile e più bella. Grazie all'impresa esecutrice, alla direzione dei lavori e al RUP, oltre al consolidamento dei muri su pali e alla protezione del banco tufaceo, abbiamo ridato nuova vita alla scaletta di collegamento tra la via Picone e la via Giovanni XXIII, oggi illuminata e integrata da nuove piantumazioni. Sono stati rifatti marciapiedi e ringhiere lungo le principali vie, reso sicuro il passaggio per studenti e cittadini, riqualificata l'area vicina alla parrocchia del Santissimo Crocifisso e creati spazi più accoglienti per la socialità e la comunità. Questo intervento, continua Principato, non è solo un'opera tecnica, ma un tassello di una visione più ampia, fare delle opere pubbliche una leva di rigenerazione urbana, restituendo qualità della vita, sicurezza e nuove opportunità di fruizione degli spazi pubblici. Agrigento, conclude Principato, merita luoghi sicuri, vivibili e belli. Oggi compiamo un passo importante verso questa direzione.